Ricordati dei nostri fratelli e sorelle, Admir, Alessandro, Alizée e Plas, Andrea, Angela, Antonio, Alessandro, Andrea. Le lacrime ed un interminabile applauso squarciano l'aria della Fiera del Mare quando uno ad uno vengono pronunciati i nomi delle vittime del disastro di Genova. Tra le 18 bare coperte di rose bianche c'è anche quella di Vincenzo Licata, l'autotrasportatore 58enne vicentino d'adozione, morto nell'ultimo viaggio in camion prima di andare in pensione. Anche il Veneto si è fermato oggi nella giornata di lutto nazionale per i funerali di Stato di 18 delle 41 vittime del crollo del ponte Morandi. Bandiere a mezz'asta nelle sedi istituzionali, a Treviso sulla Torre Civica, in prefettura e a Casugana, sede municipale. A Padova luci spente nel salone durante le esequie. Almeno un senso di rispetto per queste persone che ci hanno rimesso la vita senza saperlo, insomma. Mi sembra il minimo. Ed in tanti quest'oggi, di fronte alle immagini del dolore straziante e alle ultime notizie, il ritrovamento dei corpi di mamma, papà e figlioletto nell'auto schiacciata dai piloni, si stringono a Genova e all'Italia intera colpita da questa tragedia. Mi sembra doveroso che tutto il paese si raccoglie in questo momento di lutto. Giustamente, assolutamente. Una tragedia che ha colpito tutti. Direi proprio di sì. Anche perché gente che non c'entrava niente è coinvolta in una situazione drammatica. Applausi scroscianti stamane a Genova per le squadre dei Vigili del Fuoco e dell'USAR, nucleo specializzato nelle ricerche tra le macerie, uomini che dalla vigilia di Ferragosto stanno lavorando ininterrottamente per i soccorsi. Proprio stamattina, prima dell'alba, è partita la volta di Genova, la squadra veneta dei Vigili del Fuoco, 34 uomini provenienti da quasi tutti i comandi della regione che andranno a dare il cambio ai colleghi lombardi. A loro, nel giorno del lutto e del dolore incancellabile, è andato il saluto del presidente del Veneto Zaia. Continuate questo triste ma indispensabile lavoro, ha detto Zaia, e sappiate che il Veneto è con voi, con tutti i vostri colleghi che si sono alternati giorno e notte sul luogo del crollo, con una città ferita che anche grazie a voi saprà guarire.